Oggi in questo avvio di Citemos abbiamo voluto avere l'ITS con noi, con i ragazzi, proprio perché quello di cui stiamo parlando è di moderne tecnologie. Oggi sempre più abbiamo bisogno nelle nostre imprese di ragazzi preparati che si preparino sui banchi di scuola e che siano pronti ad affrontare quello che è il dialogo con le moderne tecnologie all'interno delle nostre imprese. Lo sguardo verso il futuro sostenibile proposto da Citemos, il Festival dell'evoluzione tecnologica digitale, parte proprio dai giovani e la loro formazione. Gli istituti tecnici superiori vanno tenuti in massima considerazione. C'è una rivoluzione in atto che è il 4.0. Noi in Veneto abbiamo fior di tecnologie, fior di aziende e che si stanno attrezzando, in parte si sono già attrezzate, quindi il mondo dell'automazione spinta, il mondo delle reti, il mondo dei dati, del cloud, delle tecnologie additive. Un aspetto importante, una chiave importante, una tecnologia importante è la robotica, che avrà un ruolo in moltissimi settori, lo sta già avendo, questo è evidente, lo avrà ancora di più in settori di rilievo come ad esempio la salute. Quello che facciamo nel mio laboratorio è sviluppare macchine che si possano prendere cura delle persone o possano, diciamo, in qualche modo riportare funzionalità al corpo. La ripresa dell'economia parte anche da qui. Il mondo del lavoro chiede formazione specifica. E quello che ci dicono i numeri ha una occupabilità che va oltre il 100%, perché vuol dire vengono già prenotati i ragazzi anche degli anni successivi a quelli che arrivano al diploma. Credo che sia un'offerta formativa appetibile per le famiglie e per i ragazzi.